dei Dreamer, anticipazione episodio 66. Jeanne e Sanem sono finalmente una coppia. In questa puntata Sanem ottiene una promozione da Jeanne sotto gli occhi sempre più sospettosi di Deren. Diventa la nuova autrice di testi pubblicitari a tutti gli effetti, non è più una semplice stagista. Tutti si complimentano con lei, Sanem ringrazia e dice di aver meritato la promozione visto che ha lavorato molto duramente. Sanem e Jeanne sono innamorati e sentono il bisogno di stare un po' da soli, così Jeanne porta Sanem a casa sua e i due passano del tempo insieme a cucinare, a scambiarsi baci, carezzi, abbracci e nel mentre la pasta che stanno cucinando si brucia. Jeanne, che aveva previsto che la cena sarebbe andata in fumo, fa arrivare una buona pizza e poi film. Sanem gli dice di non aver mai avuto un fidanzato, lui ne è molto felice. Sanem sottolinea che lui è il suo primo amore e Jeanne afferma che lo stesso vale per lui, perché crede che nella vita ci si innamori veramente solo una volta. A un certo punto Sanem si accorge che la stanno chiamando al telefono. Sia lei che Jeanne hanno ricevuto tantissime telefonate. Jeanne le propone allora di incontrarsi la sera da soli nella casa di montagna, svelandole di avere una sorpresa per lei. Sanem gli dice che non andrà in ufficio ma che tornerà a casa per parlare con sua madre. Subito dopo Jeanne ritorna in azienda dove c'è Seida ad aspettarlo. La donna ha in programma per lui una serata d'affari con un uomo importante. In realtà è solo una scusa per stare con lui. Ma Jeanne, con sua immensa sorpresa e irritazione, rifiuta perché proprio quella sera ha già un appuntamento con Sanem al capanno. Nel frattempo, nel quartiere stanno girando delle scene con protagonista Osman, ma il solito Muzaffer si intromette rovinando tutto. Il regista va su tutte le furie e gli dice che non lo vuole. Sempre nel quartiere si spettegola su una possibile relazione tra Jeanne e Sanem e tra Leila e Merreh, cosa che preoccupano un po' come Kibè. Leila, in agenzia, rimasta da sola con Emirreh, prende coraggio e decide di parlare con lui di quanto è successo tra di loro dopo la festa. La ragazza è delusa dal suo comportamento distaccato e freddo che Emirreh ha avuto in agenzia durante il giorno e chiede a Emirreh il motivo di questo suo comportamento, visto che pensava che tra di loro ci fosse qualcosa di speciale e pertanto gli rivela i suoi sentimenti, facendogli capire che non deve giocare con lei. Emirreh le spiega che pensava che andassero un po' troppo di fretta, poi la bacia. La invita inoltre a chiamarlo Emirreh e non più signor Emirreh. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!